Mentre la doppia stanghetta alla fine di un pezzo, sì, ci fornisce una fotografia, ha detto bene lui. Io credo che probabilmente l'importanza di un lavoro del genere è quella didattica, secondo me. Dal punto di vista didattico consegna un corpus di balli alla Sardegna, ci mostra la complessità, la varietà di questi balli areali, le differenze, e che possono essere utili ai musicisti. Chiaramente questo insegna, e soprattutto insegni questo che poi tu ai tuoi ragazzi, ai tuoi studenti insegni a sviluppare il ballo. Il ballo adesso ce lo farei anche sentire, cioè come, o comunque chi sceglie di loro, far vedere come veramente il musicista di tradizione orale. Attenzione, la musica di tradizione, le pratiche di tradizione orale sono comunissime, grandi tradizioni colte, molto colte, più colte della nostra, come la musica arabo-persiana, la musica indiana, sono di tradizione orale, eppure sono musiche colte. Io continuo a dire che questa è musica classica sarda, senza tema di smentita, anche perché rientriamo in questo discorso della continuità. Hai detto bene, i giovani fanno, ma perché i giovani vivono in un mondo globalizzato. È chiaro che fanno queste cose, perché il mondo globalizzato, io penso, sinceramente anche da docente, eccetera, che ci sia posto oggi per tutti e due, e qui mi taccio chiaramente perché ho parlato troppo, c'è posto per la consapevolezza del passato, della tradizione, di come realmente i balli erano fatti. È bellissimo questo che dici tu, la competenza degli ascoltatori, dei ballerini che sapevano scegliere, suonare un male, questo passaggio, questa picchiata non fia del beat, eccetera, capito? Quando... Ma anche ai miei colleghi è capitato, questo ne stavo parlando anche da poco, vanno a suonare nelle piazze e ogni tanto si avvicina un anziano, un novantenne, dice 50 anni che non sentivo un ballo antico. Io tra l'altro mi hanno commissionato dei lavori il comune di Orosei, la trascrizione del ballo del signor Varruccio che suonava negli anni 70. Il lavoro era Laure, se non sbaglio, un lavoro discografico, e ho fatto la trascrizione del ballo su Ballo Brinco di Orosei. È stato presentato, il comune hanno voluto proprio, anche per Paoli Latti non l'ho fatto, adesso qualche comune si sta illuminando. No, ripeto, è una riflessione a posteriori sul nostro patrimonio, questo sì, secondo me è importantissimo, però non dobbiamo disconoscere il fatto che insita nella oralità c'è il cambiamento. Non parlo di evoluzione, l'evoluzione è un concetto molto complicato, attenzione, e va maneggiato con cura, come dicono gli inglesi, handle with care, maneggiare con cura, perché? Ma il cambiamento, gli strumenti ammantici arrivano come una frattura, in un tessuto sicuramente molto arcaico, molto antico, i balli, importano la modernità, portano lo strumento industriale prodotto dalle fabbriche, da Stradella, da Castelfidardo. I sardi lo guardano, Duvraganta dice ma questa cosa adesso lo guardano per almeno 50 anni, ci provano. Nell'arco poi, diciamo dagli anni 30, con Celestino Fogu che fa le prime registrazioni negli anni 30 e si sente che è un ballo, è ancora qualcosa di molto imperfetto, di molto, come ha detto giustamente Ireneo, arranca, acerbo. Però poi arriva prima quel matto di bande, one man band, uno spettacolo che inizia, e poi tutti i grandi suonatori, Saleri, Pippia, tutte queste grandi figure che imprimono poi una nuova vitalità, sino ad arrivare ai grandi virtuosi, sino al 96 Organitos di Dottore Chesa, che è come una bomba lanciata nello stagno, che fa esplodere un mondo, riproponendo a suo modo, rileggendo tutti i balli areali. Quindi ci rendiamo conto che noi molto spesso abbiamo una visione delle pratiche tradizionali, della musica tradizionale, come qualcosa di fisso nel tempo, di arcaico. Lo dicevo l'altro giorno a proposito del tenore, abbiamo lavorato a un progetto che si chiama Dedimus, tecnologie digitali in musica di tradizione orale, con l'università. Abbiamo portato, io personalmente ho fatto un lavoro con il collega Omar Bandino, del tenore di Bitti, abbiamo fatto un lavoro sulla discografia del cantatenore. Beh, attenzione, il cantatenore, che è il canto dei nuraghi, no? Di quelli che escono dal nurago con la pelle della pecora, che devono essere
Canto tenore è la pratica sarda più mediatizzata, forse più anche dell'organetto, perché la sua conoscenza, il suo successo è dovuto al fatto che dagli anni 60 sono messi a incidere i dischi e le cassette, queste cassette hanno girato, hanno portato su Draggiu dei grandi centri. Ecco, questo è importante da capire, come queste pratiche sono sempre state nella storia, nel binario della storia. Quindi ben venga giustamente, benissimo questo lavoro, che io spero anche che venga anche utilizzato anche da noi, dai nostri studenti, eccetera, perché è veramente importante, ecco, poter riflettere. Ecco, la scrittura ha un suo pregio, ci consente di riflettere, di capire come è fatto. Infatti noi etnomusicologi usiamo la trascrizione solo per una cosa, per studiare, per capire come è fatta, come si intrecciano. Esatto, per trovare le strutture, le macrostrutture, le microstrutture, perché chiaramente il pensiero orale si ferma a un certo punto. Ho parlato molto, poi vediamo, Ottavio ci aiuterà un po' a tirare le somme, perché magari parlando così in maniera molto estemporanea. Irene, ci fai sentire un po' di musica? Allora, seguo un capitanese 30 secondi perché volevo dare spazio anche, ci sono altri colleghi che hanno collaborato. Cioè, noi teniamo conto che la scuola ci dà, vabbè, no, siamo perfettamente contenti. Poi c'è pure per te. Campidanese, che anche qui è interessante il fatto che della grande varietà dei balli alla Unendas, la fisarmonica riesce a fare una cosa importante, a farne una sintesi. Quel discorso che ogni concerto ha le sue nodas, ha il suo sistema scalare, eccetera. La fisarmonica, perché si impone la fisarmonica in Campidano e non nel nord? Proprio per questo fatto, perché la fisarmonica ha tutto il range completo per contenere da Samediana a Sorviudetta, che è il concerto più acuto. C'ha tutto, da submultuorgano in fa, si può dire, da quelli più grossi, più o meno, però è comunque uno strumento sintetico, è un sintetizzatore, vero? Si può dire questo. Grazie.
No, io volevo segnalare quest'altra riflessione, che mi pare che questo lavoro, che tra l'altro altri nel passato hanno tentato di fare dei modelli, hanno cominciato a trascrivere eccetera, però mi pare che Ireneo abbia colto soprattutto il tempo giusto, cioè nel senso che in questo preciso momento storico, con la capacità artistica dei musicisti che hanno preso parte a questo progetto, che portano con sé quell'eredità dei grandi maestri che abbiamo citato, Fiorentino, Domenichelli, Cosimo Pipia, Aitani, Bande e altri nel Cercellino, nel mondo degli organetti eccetera. Qualcuno si è ispirato al mondo del Cercellino. Ecco, devo dire, prendendo un po', portando con sé ciascuno di questi musicisti un po' quell'eredità che era già sviluppata, perché negli anni 30 ha detto bene Roberto Milletu, cioè erano delle suonate forse primordiali, si stavano inventando un'architettura sonora che era quella trasposizione dagli strumenti musicali che hanno preceduto l'arrivo dello strumento industriale, e quindi lì c'erano tutte le forme lavorative ed espressive al contempo. Quindi poi le generazioni successive hanno cominciato a maturare dei repertori che sono diventati patrimoni, no, della musica popolare, e oggi credo che siano maturi i tempi per un discorso di questo tipo, perché c'è non soltanto l'esperienza, la competenza, ma c'è la cultura della musica, l'approfondimento, lo studio, la capacità di relazionarsi con lo strumento musicale non solo nell'espressione delle note, ma proprio della qualità del respiro stesso dello strumento, l'utilizzo in tutte le sue forme. Quindi ecco, oggi produrre un lavoro di questo tipo mi sembra molto importante, perché aiuta molto, credo, nella didattica, contribuisce a, come dire, sviluppare il desiderio di conoscenza della musica in tutte le sue sfaccettature, e ci permette anche di fissare un momento storico, che è quello degli anni 20 del 2000, dove in questo momento c'è una capacità e una maturità del suono importantissima. E quindi ecco, lasciare una traccia di questa generazione di musicisti in questo momento storico, secondo me mi sembra una cosa molto io amplierei un po' il discorso da un altro punto di vista. È vero tutto quello che ha detto Ottavio, più che altro io farei un piccolo cambiamento di termini, utilizzi l'analisi. Cioè, in fondo che cos'è questo? È un lavoro analitico. Cioè, la trascrizione ha in sé una dimensione analitica, ci fa usare il microscopio. In fondo, per sentire questi grandi maestri abbiamo le loro registrazioni. La registrazione sonora ci ha cambiato la testa. Una data, 1877, il signor Thomas Alva Edison per la prima volta nella storia riesce a fissare su un supporto un suono nel tempo, no? Questa cosa ha cambiato completamente il nostro modo di pensare. Una volta la musica si faceva qui ed ora. Avete visto come ha smesso di suonare Ireneo? La musica è sparita, non c'è più, perché la musica non esiste. La musica esiste nella materialità di chi la fa, quando l'ha fatta. Quando ha finito di farla, la musica non c'è più. Puff, è sparita. Dov'è la musica? Non c'è più, perché la musica è immateriale. Gli strumenti musicali danno materialità alla musica. La nostra voce dà materialità al suono. E quindi ragioniamo con una cosa immateriale. La registrazione sonora ci fa tenere traccia di che cosa? Così come la trascrizione ci fa tenere traccia di una esecuzione, quella. La registrazione sonora è la stessa cosa, una esecuzione. Noi, con l'amico e collega Gigi Oliva, abbiamo l'esperienza di aver lavorato con le fonti sonore. Noi abbiamo delle fonti sonore molto vecchie, per esempio a Bosa esistono registrazioni degli anni 50 di canti di tradizione orale a quattro parti, canti cosiddetti a concordo, no? Ebbene, noi abbiamo quella registrazione che è interessantissima, non esiste altro, eppure i dubbi ci sono, perché chi canta in quelle registrazioni? Canta il sindaco, l'avvocato, il coso. E noi sappiamo che a Bosa cantava moltissima gente, e che la musica tradizionale, le pratiche tradizionali si plasmano sulla gente che le fa. Quindi noi abbiamo essenzialmente una immagine sicuramente importante, una traccia, però una traccia problematica. Addirittura noi abbiamo una trascrizione del Miserere di Bosa fatta alla fine dell'Ottocento. Ma che cos'è la trascrizione del Miserere di Bosa fatta alla fine dell'Ottocento? Una serie di accordi, uno dietro l'altro, senza anima, senza niente.
sono interessanti perché ci forniscono una struttura e ci dice quanto è cambiato dal 1890 o 1900, quanto sia il 1950, quanto è cambiato il 1966, le altre registrazioni sino a oggi. Questa è la bellezza delle pratiche tradizionali. Ecco, la scrittura ci può aiutare ad avere uno sguardo analitico, utilissimo per la didattica, importantissimo, perché non so se vi ricordate, ma i maestri dovrebbero essere da un'endas. Ita vaina, sonata, una nota, una riga e nota, il mo impara. E questi se la dovevano fischiettare ricordandosi come quello che va a comprare, mamma ha detto di darmi così di salsiccia. Poi si tiene la misura, quando arriva dal salumiere la salsiccia è diventata già di 10 metri, capito? È l'indeterminazione dell'oralità di queste cose qui. Quindi ripeto, è un lavoro che è apprezzabilissimo e lodabilissimo, che ci mette in una dimensione analitica, ecco, di questo enorme repertorio. Ecco, una cosa che ti ho chiesto prima, che mi interessa adesso anche perché voglio darti anche, come si dice, l'assist. Come hai lavorato per adattare, cioè per quelli che sono i balli oltre a Basanda, diciamo, della parte settentrionale della Sardegna? Il discorso no, il capitano sostanzialmente, con le sue debite differenze, però il ballo capitanese è sostanzialmente omogeneo in qualche modo nelle sue forme. La proliferazione, l'enorme proliferazione avviene, diciamo, dal wheelchair, dal barricado, da quell'area lì in su, in cui esplodono i balli. Lo vediamo nei tuoi 20 balli, sì, sono i capitanesi, ma il ballo di Nuoro, il ballo del Margine, eccetera. Come hai lavorato nella trascrizione, tenendo conto per esempio delle peculiarità esecutive dell'organetto, che è uno strumento bitonico rispetto alla fisarmonica, che è sostanzialmente monosonica, almeno a livello di tastiera della mano destra, e soprattutto in relazione alla grande tecnica di mantice che caratterizza veramente i nostri balli. Infatti noi un suonatore sardo lo riconosciamo senza sentirlo, basta vederlo, rispetto a un suonatore abruzzese o laziale con un botte che apre lo strumento, lo apre completamente. Il suonatore sardo è sempre lì rigido, proprio a rimarcare quanto è importante il mantice nella... Allora, intanto, come ho detto prima, ho lavorato sulle registrazioni degli artisti. Per quanto riguarda il mantice utilizza dei simboli, no? Come l'archetto del violino, la V e la graffettina, no? Sul mantice aprendo e chiudendo, e lì ho messo appunto dei simboli dove servivano, soprattutto c'è su Pasta 13 che lavora molto con il mantice, e lì c'è sempre l'apertura e chiusura, e ho messo i simboli. Naturalmente questo è un lavoro didattico per chi appunto studia la musica o vorrà studiare la musica. Comunque è un documento che la fotografia del momento, come abbiamo detto prima. Io non ho fatto altro che trascrivere quello che l'esecutore ha suonato. Difatti sotto ogni titolo c'è scritto dall'esecuzione strumentale di Giampaolo Pireda, Fabio Onnis, Dottore Chessa, eccetera. L'ho scritto, l'ho specificato, praticamente quello che abbiamo suonato. Te lo chiedo di farci sentire un bel esempio di ballo organetto. Allora, il ballo organetto può suonare Giampaolo, visto che ha portato l'organetto, poi c'è anche Fabio. L'hai portato Fabio? Puoi usare l'organetto per far sentire un po' le differenze. Poi c'è magari sentiamo due balli di diversi balli di Nuoro, per esempio. Il campidanese, per esempio, della zona di Cagliari è ancora diverso, è seguito con l'organetto, e c'è Giampaolo e Giovannino Pisu. Nel frattempo che si preparano per sì, possiamo dopo iniziare Giampaolo, così. Ne approfitto per chiederti anche, Ireneo, a proposito dei criteri che inizialmente Roberto ti chiedeva, qui hai scelto, siete praticamente 12 musicisti, hai scelto con te, sì, 12 musicisti, 20 tracce analizzate, eccetera. Ecco, questi numeri sono dettati da un'esigenza editoriale, da un tuo progetto personale, da una relazione con i musicisti? Diciamo che ho preso i punti di riferimento che per quanto mi riguarda, ma poi mi sono anche... ho avuto anche dei pareri da parte di altri strumentisti. Per quanto mi riguarda, gli esecutori che sono all'interno del libro sono di un livello alto, che ho cercato di mettere persone come Giampaolo Pireda, Dottore Chessa, Giovannino Pisi, poi c'è anche la chitarra
Valentina di Nuoro, poi c'è Gavoi, Miriam, per me il riferimento per il ballo di Gavoi è Miriam, e perciò non ho messo la ragazzina che è iniziata avanti ieri e vuole emergere con la gente che suona da anni e lo fa con passione, lo fa bene. Una scelta molto precisa sulla selezione, una direzione artistica mirata e quindi la restituzione c'è una grande qualità. C'è Davide Cardeo con il ballo del Margine che è molto bello anche quello. In pratica ho scelto artisti che suonano da anni e lo fanno con passione, suonano bene, sono bravi. Benissimo, allora adesso invece, visto che sentiremo almeno due esempi Giampaolo. differenti, ecco Giampaolo è tipo di una violenza che ci fai ascoltare. Parlo di nuovo, devo Ok. sentire il libro. Beh, tu lo posso fare io.